Fabio Calenda con il libro I soldi sono tutto, è l'ultima di una serie di presentazioni dei libri d'acqua realizzata a Isola Augusta. Come vedete un bicchiere di ottimo vino di Isola Augusta, ma anche e soprattutto un ottimo libro, quello di Fabio Calenda. I soldi sono tutto, non viene Calenda scritto con un titolo, con un punto di domanda, che sarebbe prerogativa di andare a vedere se è vero o non è vero, o se nel romanzo che lei ha scritto, se alla fine è così. Lei lo dà come affermazione. Perché, Calenda? Perché per molte persone i soldi sono tutto. E sono tutto in modo anche strano, perché non è che uno vuole i soldi per comprarsi la villa, la barca, la grande macchina, eccetera, ma per averli. Perché sapendo che avere questi soldi, poterli contare, è un segno di importanza, di visibilità, di potere. Per questo io ho chiamato i soldi sono tutto. È chiaro che il sottofondo è ironico, perché i soldi non sono tutto e la smania dei soldi può portare anche a tristi conseguenze. Oggi siamo in un periodo che si parla di possibile recessione, si parla di redditi di cittadinanza, di pensioni da anticipare o posticipare, tutto comunque legato ai soldi, legato all'economia. Lei come vede questo momento economico e come il suo libro in una qualche forma e forse anche per certi aspetti premonitore di una fase di incertezza? Beh, il mio libro è, diciamo, la cronologia del libro è l'economia italiana è condannata a una sorta di fatica di Sisifo. Si affanna, cerca di risalire, cerca di rimontare, come è successo un po' negli ultimi anni, niente di che, ma comunque sia, usciva faticosamente dalla crisi. Che insegnamento vuole dare? Ci sono due insegnamenti. Il primo è un insegnamento di natura proprio per l'investitore, cioè l'investitore molto spesso viene trascinato da una serie di sue immagini mentali o di suoi stereotipi a fare delle scelte sbagliate. Quindi il consiglio per l'investitore è muoversi sempre con i piedi di piombo, e questa è la prima cosa. Ma il secondo punto più importante riguarda il protagonista del romanzo, che non è un romanzo, tengo a dirlo, autobiografico, ma è un personaggio preso, diciamo così, creato, il quale per superare le proprie frustrazioni, le proprie insicurezze, le proprie disavventure coniugali, le sue insofferenze di vario tipo, ma è soprattutto la frustrazione di tutto questo che lo porta a buttarsi in un'avventura che si rivela più grande di lui e che lo porta alla rovina. Quindi diciamo che è forse un insegnamento psicologico. La frustrazione, più che la rabbia eccetera, può dare dei pessimi consigli, perché tira fuori le parti più deboli di noi e le parti più anche tristi, più squallide, e porta poi soprattutto a fare scelte sbagliate quando ci si butta nella ricerca di un riscatto sociale. Fabio Calenda con I soldi sono tutto, ospite a Isola Augusta di I libri d'acqua, questa bellissima edizione voluta da Vera Slepoi. Io non posso lasciarla senza farle una domanda, ma lei a suo figlio qualche consiglio quando era ministro e adesso gliel'ha dato, glieli dà? Ma mio figlio è uno che va un po' dritto per la sua strada, ci parliamo, ci scambiamo certe volte delle idee, dei punti di vista, questo sì, no? C'è un contatto abbastanza sistematico con mio figlio e il consiglio che gli do in questo momento è di mettercela tutta per cercare di tirare fuori questa nostra Italia, dare il suo contributo. Lui si è fatta una bella reputazione come ministro, dare il suo contributo per far uscire questo paese da questo pantano in cui oggi si dibatte. Grazie a Fabio Calenda, I soldi sono tutto, da Isola Augusta, come dicono in televisione, e siamo in televisione, è tutto. A voi studio.